Va ora in onda la rassegna stampa. Aspetta, no, sono al telefono, scusate, 7:33, lo so, è tardissimo, c'è qualcosa, sta per accadere qualche cosa, ragazzi. Sì, pronto? Pronto? È la Farnesina, cosa? La flotilla è stata attaccata, la flotilla verso Gaza, attenzione, un'altra linea, Pronto? Cazzo di telefono. Salvini, cosa c'è? Anche Salvini è preoccupatissimo. Flotilla verso Gaza, l'allarme da Creta, il blitz israeliano, sequestrate 50 navi, 400 attivisti in arresto. Simone, a questo punto chiami tu Calderoli? So che non c'entra un cazzo Calderoli, però chiamiamolo, che gli chiediamo anche di Roma Capitale, già che ci siamo. Cioè tu mi metti la chitarrina così. Tiramela pure su, tira su la chitarrina, va bene. Cioè, come niente fosse. Cioè, sono state sequestrate 50 navi della flotilla, 400 attivisti in arresto, civili rapiti, è pirateria. Si attiva la Farnesina. Scusate, c'è ancora la Farnesina. Cazzo vuole ancora la Farnesina? Pronto? Funziona un cacchio qua. Oh. Farnesina! Chiedo scusa, siamo in attesa di collegarci. Tajani? Hai notizie di Tajani? Sta dormendo, ok, no, non lo disturbiamo perché si incazza tantissimo, guarda, se disturbi Tajani. Un attimo che vado sul Corriere. Flotilla, navi fermate dai motoscafi israeliani al largo di Creta, laser e armi contro di noi. La Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv, signori. Chiede informazioni. Nel senso, dice, ma che cacchio sta succedendo? Ma perché? Perché non risponde Tajani? Dorme sempre a quest'ora Tajani, no. Lascia stare. Si incazza poi, già non vanno d'accordo, no, con la Lega, poi lascia stare. A questo punto, apriamo subito le linee. Simone, so che ti disturbo a quest'ora, tu non bevi la camomilla come Francesco, però a questo punto apriamo le linee 0292947222. Direi di non cominciare neanche questa rassegna stampa perché non è veramente il caso. Chi vuole entrare in diretta in questo momento, non è uno scherzo, signori, non è uno scherzo, lo può fare. Apriamo anche il sito dell'Ansa, perché a questo punto le cose si fanno veramente gravi. Passa pure le chiamate, se arrivano chiamate 0292947222. Sul sito dell'Ansa c'è la pubblicità del Grana Padano in questo momento, ma subito sotto, ecco qua, Israele intercetta la flotilla vicino Creta, è pirateria. Signori, siamo in acque internazionali, signori. Secondo i media, sono state sequestrate 50 navi, 400 in arresto. Ce l'hai, Tajani? C'è. Sta ancora dormendo. 0292947222. Chiaramente vogliamo sapere il vostro commento a questa pazzesca notizia. Sono state sequestrate 50 navi della flotilla, 400 persone arrestate dagli israeliani cattivi. Lo stop al largo del Mediterraneo, gli attivisti diffondono un video, fanno appello ai governi, ci proteggano, non li stiamo proteggendo. Stanno arrivando intanto le chiamate 0292947222. Se chiama Tajani, di tranquillamente che possiamo andare in onda. Sì, siamo in Mondovisione in questo momento. 2 chiamate in attesa. C'è Tajani, perfetto. Pronto? Sì. Buongiorno Tajani, buongiorno.
Ma perché ride, Tajani? È un momento serissimo. Ci sono 50 navi sequestrate, 400 persone arrestate in acque internazionali. Finalmente. Benissimo. Come benissimo? Pernacco, è un piacere, un grandissimo piacere. Sì. Tajani è un po'... Quindi dobbiamo confidare che ne arrestino ancora, Ministro? Signor sì. Ok. Grazie che torni pure a dormire. C'è un'altra persona, chi è? Salvini? Matteo Salvini. Pronto? È Matteo? No, sono Albino, ciao. Ho sbagliato, scusa, pensavo fosse il segretario. Albino, no, non mi confondere col è un momento importante, Albino. Adesso vorrei un attimo, una preghiera anche da parte tua, perché hanno intercettato la flotilla. Israele ha intercettato la flotilla. Ho sentito, ma questi 4 smandrappati della flottiglia che in quella precedente ancora un po' facevano le orge, se già non le hanno fatto, non le facevano. Ecco. Ma lo sanno che Israele è un paese in guerra, ma cosa vanno a scassare le orecchie? Passa di somari che non sono altro. Ecco, grazie per questa preghiera, grazie. Chiamate ancora 0292 947222. Un momento veramente complicato, le agenzie si stanno susseguendo, tutti i siti internet e i telegiornali hanno bloccato le trasmissioni perché sono state fermate le navi della flotilla. I motoscafi israeliani al largo di Creta hanno puntato i laser e le armi contro queste navicelle e la Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv. Quindi in questo momento sono in attesa telefonica, c'è la segreteria telefonica e a quest'ora che cazzo dormono tutti, aspettano informazioni. Un'altra chiamata, pare che abbiamo anche, è arrivato ancora il ministro degli esteri, c'è Tajani. Pronto Tajani? Sì, se vuoi che faccia Tajani va bene. Ma anche Tajani molto spesso me lo chiede, quindi sì, faccia Tajani, prego, ci dica. Ma spero che la pensi come me. Hanno fermato 50 navi? Ok, va bene, cazzi loro. Ciao. Ecco, bastardo dentro, direi. Chiaramente non era Tajani, era uno che faceva finta di Tajani. Allora, se arrivano ancora chiamate allo 0292947222 per commentare questa terribile notizia, io oggi veramente penso è inutile fare la rassegna stampa, direi di bloccare qui le trasmissioni, mettiamo su un requiem per questa povera gente che ha osato perché volevano arrivare sulle spiagge di Gaza, lo ricordiamo, un fatto mai accaduto prima, chiaramente, cioè questi ci rompono i coglioni da mesi, capito? Non so se mi spiego, però dai, abbiamo scherzato, non è vero niente, in realtà è tutto vero, vi giuro, è tutto vero. Però queste cose le trovate solo parzialmente oggi sui quotidiani, perché è un fatto nuovo appena avvenuto nel corso della notte del primo mattino. Buongiorno, stanno chiamando ancora, è ancora Tajani, oh cazzo. Pronto, ministro? Sì, io propongo di affondarle immediatamente, ce le togliamo dalle palle per il prossimo. Che strana voce, ministro, è un po' giù di voce. Grazie ministro, buongiorno. Chiaramente non era il ministro Tajani, era proprio Tajani, ok. Stiamo ridendo, speriamo naturalmente che non sia successo niente di grave, chiaramente che non ci siano feriti, che non ci siano state violenze a bordo, soprattutto nel corso, perché abbiamo capito che si deve passare il tempo su questa flotilla e succedono cose, ma d'altronde le cose succedevano anche da Berlusconi a fare il bunga bunga, e allora stiamo qui a menarla male. Oggi dai quotidiani scopriamo che anche gli ebrei sono cattivi, con una T sola, e insomma possiamo dire anche stronzi, possiamo dirlo, ci sono anche gli ebrei stronzi. Adesso non è che mi venite ad arrestare se dico una roba del genere, così come ci sono i leghisti stronzi, soprattutto quelli che vanno in Forza Italia o che fanno il patto per il Nord, ma in senso buono. Capito? No, guarda che si può essere stronzo ma in senso buono. No, non sto scherzando. C'è ancora Tajani?
Niente scherzi, fai cadere la linea, fai finta. Allora, bene, buongiorno, non so se avete capito, questa è Radio Libertà, è la bella cosa di avere la libertà di fare il cacchio che vogliamo. Cioè, oggi mi è venuta così, capito? Simone guarda il telefono, sta suonando ancora il telefono. No, passala, guarda, io oggi passo tutte le chiamate che arrivano. Basta che non sia Rosy Bindi, perché lei non c'entra proprio niente con questa faccenda. Pronto, Rosy Bindi? Ciao, no, non sono Rosy Bindi, per meno fortuna, male. sono un po' più carina. Meno male, meno male. Buongiorno. Buongiorno Sammy, ma perché ci provochi così? Io non sono così buona e tu stai dicendo speriamo che non gli capiti niente. Vedi. Ciao Sammy, preferisco fermarmi, ciao. Basta, censuriamo, io tiro fuori il Tau se volete, che è una cosa bella, adesso non fate i doppi sensi, tiro fuori il Tau per dirvi che sono francescano, ok? Oggi è anche giovedì. Cosa succede giovedì alle 9? Manderò la canzoncina di Christian Music, di musica cristiana, che dedicheremo chiaramente alla Flotia. Sì. Aspetta che vi dico anche il titolo. Ascolteremo, Simone, alle ore 9, preghiera allo Spirito Santo di Santa Caterina da Siena. Cazzo ridi? Di Elena Bellucci, perché era ieri Santa Caterina da Siena, capisci? Ci ho anche fatto della meditazione nella selezione di questo pezzo. Dedicheremo questa preghiera alla Flotia, alle navi fermate dai cattivissimi motoscafi israeliani che hanno puntato i laser e le armi contro di loro, ok? Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma questa notizia chiaramente influenzerà l'intera giornata. Io direi di fare a meno che di andare al lavoro e di uscire di casa oggi, perché ne sapete, magari arriva qualche cecchino ebreo a spararvi nel culo con la pistola. Abbiamo capito, ci sono gli ebrei cattivi, che prima sembrava fossero tutti poveri, perseguitati, cioè solo Netanyahu era cattivo. Adesso abbiamo visto ce ne sono anche altri. Chiaramente prendiamo le distanze dagli ebrei cattivi, perché tutti gli altri sono buoni, sono perseguitati, e se dici qualcosa contro un ebreo, oh mamma mia! Oh, ma che radio è questa? Dove siamo finiti oggi? Ci siamo smaterializzati, siamo un'altra cosa, tranquilli. Sammy Varin è in diretta e chiaro che qualcuno se ne sta pentendo di avermi messo qui a fare una rassegna stampa, perché ci è passato un quarto d'ora, non abbiamo ancora cominciato. Io te l'ho detto, oggi non ho nessuna voglia di fare rassegna stampa, visto le cose che sono successe. La Flotia, fammi vedere ancora, che ansia, l'agenzia ANSA, Israele intercetta la Flotia vicino a Creta. È pirateria, signori, perché acqua internazionale. Secondo i media sono stati sequestrati 50 navi, 400 persone in arresto. Lo stop è avvenuto al largo del Mediterraneo. Gli attivisti diffondono un video e fanno appello ai governi: ci proteggano! Si attiva la Farnesina. C'è ancora Tajani. Sì, li passi un attimo sopra il centralino della Lega, che a quest'ora non c'è nessuno, così lo mettono in attesa. Quindi buongiorno da Sammy Varin. Potete scrivermi un WhatsApp al 340-6709-659. chiaramente, quanto mai l'ho detto, ne sono arrivati 25.000. Ok, a me fa piacere. Chiaramente in qualunque momento potete disturbarmi, oggi va così, chiamando 02 9294 7222, perché è un momento importante, così importante che io oggi la mia rassegna stampa la comincio da Repubblica. Sono stato io a sparare il 25 aprile, signori. Fermato l'aggressore della coppia Ampi a Roma, aveva un fazzolettino. È un 21enne della comunità ebraica. La confessione e il ritrovamento di armi
in casa. La mamma naturalmente non ne sapeva niente, perché noi genitori, mi sto accorgendo, sappiamo ben poco. Io ogni tanto gli apro i cassetti però ai miei figli, no, mi dicono che sto campionando. Io apro i cassetti e sarebbe meglio che lo faceste anche voi genitori, anche voi nonni, soprattutto quando non ci sono i figli, ok? Apriamo e gustiamo, perché si trovano dentro delle robe. Io ad esempio ho trovato una scatoletta di tonno sì, e anche un Wooster mangiucchiato, che non ho capito se era mangiucchiato da lui o dal gatto, che c'era il piatto però, c'era il piatto. Sì, si portano il piatto in camera o giù in taverna, si fanno i festini tra di loro, Noi lo sappiamo chiaramente che fanno queste cose e facciamo il servizio cameriere. Sono stato io a sparare il 25 aprile. È stato arrestato il giovane che ha sparato contro il corteo del 25 aprile. Si tratta di Eitan Bondi, 21 anni, a casa sua coltelli, fucili, pistole, armi ad aria compressa. Millanta di far parte della brigata ebraica e ammette di aver sparato una raffica di piombini con una pistola da soft air contro 2 persone con un fazzoletto dell'ANPI. Io l'ho sempre detto che è meglio non metterlo il fazzoletto dell'ANPI, ancora partecipare alle pastasciutte antifasciste, quello sì. Sapete quante che ne ho frequentate, ragazzi? Mangiavo e bevevo come un porco, alla fine, rutto libero naturalmente, gridavo "Io sono fascista!" e scappavo via, tutti mi rincorrevano. Bellissimo, tanto sono vecchietti, non ti beccano mica. Dai che ridiamo un po', siamo su Repubblica, signori. Naturalmente la foto non è quella principale dell'aggressore ebreo, ma è di Garlasco, perché l'altra notizia del giorno non ne possiamo più veramente, ma prendetelo, uccidetelo, ma fate... Sto ridendo, ragazzi, sto ridendo, però adesso pare che sia uscita la verità. Il PM convoca Sempio, ha ucciso Chiara da solo e che l'alter le in galera da non so quanto. Sì, vi stanno scrivendo in decine. Sammy, giriamo su Radio Radicale. Se siete bastardi però stamattina, senti chi parla. Se non leggi, devo assolutamente leggere il quotidiano di riferimento. Lo so, non l'ho letto perché pensavo ve ne foste dimenticati, però c'è uno sponsor ufficiale di Radio Libertà, 5 euro, ma costa 5 euro anche oggi il manifesto, fammi vedere, 1,50 euro oggi, meno male. Il quotidiano Il Manifesto questa mattina apre con il veleno e c'è la foto dello sparatore. Arrestato l'autore degli spari contro 2 militanti dell'ANPI a Roma il 25 aprile. È un giovane della comunità ebraica che aveva armi in casa. L'accusa è tentato omicidio, indagini su una rete di violenti, su una rete di aggressioni. Il veleno, perché questo chiaramente acuisce il veleno che già è insito dentro di noi, perché sono stati ne hanno fatte di tutti i colori questi poveri ebrei e sono diventati un po' cattivi anche loro a quanto pare, e ce l'hanno un po' con tutti quelli che non li ossequiano, non lo so io. Ragazzi, oggi c'è tutto e il contrario di tutto sui quotidiani, ma state tranquilli. Avete scelto bene, avete scelto una radio diversa dalle altre che vi fa una rassegna stampa, e in questo me la tiro, sì me la tiro, perché sai quanta gente che ha ricominciato ad ascoltare la rassegna stampa? Perché davvero hanno scoperto che si può fare anche una rassegna stampa divertente, mettendovi sul tavolo le notizie, non rompendo le palle al prossimo su argomenti che non si capiscono, che non te ne fotte niente, eccetera, ma facendo una cosa, e quello che la fa sono io, Sammy Varin, su Radio Libertà. Buongiorno agli amici della Lega Salvini Premier che ci ascoltano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e buongiorno naturalmente a tutti quelli che non gliene fotte proprio niente della Lega, ma che mi ascoltano per simpatia, perché hanno capito che c'è qualcuno che ancora ha voglia di trasmettere emozioni in questa valle di lacrime che è diventata la radiofonia. Flottia in viaggio, prima intimidazioni, cioè capisci come il Manifesto, che è uno di quelli che chiude prima,
Già lo sapeva. Già lo sapeva. Flotilla in viaggio, scriveva ieri sera il Manifesto. Prime intimidazioni. Netanyahu riunisce l'esercito. Katz paventa sanzioni. Si avvicinano i droni e una nave militare. Capisci? Erano lì che aspettavano. Non aggiungo altro, assolutamente non dico niente, non pensate che io dica qualcosa in più. Sì, mi richiedete anche oggi, proprio volete rovinarmi completamente la trasmissione? Anche il Fatto Quotidiano mi richiedono questi bambini, ma guarda un pochino, va bene, andiamo a cercare il Fatto Quotidiano che ormai è diventato... Non avete sentito cos'è diventato il Fatto Quotidiano? Non lo ripeto. Attenti, titolo principale del Fatto Quotidiano per riportarci naturalmente alla realtà di tutti i giorni e alla realtà almeno di 10 pagine del Corriere e di Repubblica e della Stampa. Minetti smentita, ecco la sentenza, è arrivata la prova dall'Uruguay sulla bugia nell'istanza di grazia. Il bimbo adottato non era abbandonato alla nascita, ma i genitori ce li ha, a cui è stato sottratto con una causa, e il PG indaga sulla nuova Nicole. E ci sono altri buchi nella richiesta al Colle. Volontaria redenta in Lega Tumori scomparve appena chiese la grazia e in Casa della Carità ci andò una sola volta. Mamma mia! Siete preoccupatissimi, vi vedo, vi percepisco, vi pisco perce. Tranquilli, non ne parleremo in questa trasmissione. Tranquilli. Siamo però in prima pagina sul Fatto Quotidiano e non posso non relazionarvi anche della vignetta di Natangelo che fa veramente ridere a proposito sempre della Minetti, della grazia sospetta. Scrive: in effetti, scavando nell'armadio di Nicole Minetti, uno scheletro esce fuori. C'è Silvio Berlusconi, il suo scheletro, che fa cucù e lo riconoscete da, non ve lo dirò mai, e comunque è il Fatto Quotidiano, bisogna perdonarlo. Abbiamo detto che abbiamo il Tao al collo e allora lo perdoniamo anche. A proposito, in taglio basso mette anche la cattiveria. Vedete quanto spazio sto regalandolo al Fatto Quotidiano? D'altronde la settimana è sua, ragazzi. Se ha una sola speranza di riuscire a sopravvivere economicamente, almeno lui ci riuscirà. Noi abbiamo le pezze al culo perché ultimamente non c'è nessuno che sta aiutando Radio Libertà attraverso il conto corrente postale 37671294. Mi devo mettere a piangere? Se piango, andate a far la fila col marocchino questa mattina, che c'è anche l'aria bella freschettina, respirate a pieni polmoni, e mi fate un conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà per Sammy Varin. Non arrivano a me, ma ci serve per la redazione, per comprare un computer che non sia comunista. Mi devo mettere a piangere, ho capito, piangerò, va bene, avrete un giornalista piangente, come il Salice, no? No, c'è la cattiveria in taglio basso sul Fatto Quotidiano, ve la devo leggere anche questa interessa a Giulio Cainarca sicuramente. Un'ultima ora, attenzione, scoperto un figlio di Rosa e Olindo bisognoso di speciali cure all'estero. Signori, è un momento anche qui aprire linee 0292947222, più veloce entra in onda che non sia Tajani. Scoperto un figlio di Rosa e Olindo, e questo è importante, è bisognoso di speciali cure all'estero, quindi a questo punto chissà mai che per questo gli facesse la grazia il presidente DC, Buongiorno, ma che bel giorno che questo. Sarà che è giovedì 30 aprile e che praticamente come se fosse venerdì, è già finita la settimana per molti, ma non per tutti. Quelli che lavorano in altre radio mi dicono che domani lavorano. Posso ridere ancora?
Simone, ridi anche tu? Col cazzo, non ride mica. Come va? Mi ha chiuso il microfono. Ok, segno giù. Armi, destra contro Giorgetti, bollette, spiccioli per 15 giorni. Siamo sempre sul Fatto Quotidiano, ragazzi. Ah, me lo avete richiesto, lo amate. Senti come ci piglia per il culo. Fratelli d'Italia e Forza Italia contro la Lega sulla parte della legge di bilancio che riguarda i risparmi della difesa. Cioè noi vorremmo che si togliessero soldi alla difesa per darli ai cittadini. Guarda come siamo deficienti. E voi la Lega naturalmente non la votate, votate Forza Italia, Fratelli d'Italia perché c'è la Meloni. O certo vi fate le leghe, vi inventate il patto del Nord o andate col traditore generale Vannacci e non contate più un cazzo e poi vi lamentate, oh ma la Lega perché non fa queste cose, perché non fa le altre cose. Sai com'è? Se uscite dalla Lega ma dicendo le stesse cose che dice la Lega, non pensate di fare meglio della Lega se siete al 2%. Sai com'è? Tu dici aspetta, prima o poi anche la Lega sarà al 2%. Bene, saremo insieme al 2% perché gli altri voteranno islamico, sappiatelo. Possiamo tornare su Repubblica, per favore? Mi sento particolarmente comunista, niente, mi ha tolto la base, ho capito, oggi funziona così e vabbè, va bene, ok, sospendiamo tutto, sospendiamo le trasmissioni, manda Eternal Life di Mirko Signorile, sta suonando di nuovo il telefono, ragazzi, c'è un altro arrestato all'interno della flotilla, lo hanno inquadrato con il laser, ok, e la Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv, sappiatelo.
Si chiama Mirko Signorile, lo stiamo scoprendo settimana dopo settimana, uno stile lirico ed evocativo che fa jazz contemporaneo. È uscito a fine 2025 con l'album Night Hearts, i suoi profili sono pieni di musica, pianoforte, tutto ciò che risveglia bellezza. Questa era Eternal Life, Mirko Signorile, per darvi il buongiorno da Sammy Varin. Ragazzi, avete acceso solo adesso la radio? Cosa vi siete persi? Ci ritrovate su Facebook, su YouTube e sugli store digitali, nel caso il sito di Radio Libertà, cliccando podcast, dopo le 9:30 trovate questa rassegna stampa, ma mi dicono che oggi è parzialmente in down il nostro sito, chissà come mai, dici, sei stato tu Sammy Varin, cosa hai detto, cosa hai fatto dalle 7:30 alle ore 8? Non lo so proprio. Ciao Sammy, forse lo sai già, il sito di Radio Libertà è out non raggiungibile, ok? Vi dico, io non ho fatto assolutamente niente. Arrestati, devono affondarli. Non so proprio a chi si riferisce questo messaggio, prendiamo assolutamente le distanze. Ma perché non se li tengono lì per sempre? Vuoi vedere che mo dobbiamo pagare per queste teste calde? Anche Graziella parla di cose, ma cosa avete bevuto ieri sera? Buongiorno Sammy, fantastico. Sempio, un altro innocente padano nel tritacarne della giustizia più pazza, marcia, corrotta, e poi va avanti, se la prende anche con altri. Bene, vi vedo belli. Oh, sarà che oggi è giovedì, ma per molti è come se fosse venerdì. I flottigliani non vedevano l'ora di essere arrestati, ci scrive Alberto da Pordenone. Hanno arrestato anche Ilaria e Greta. Emilio, no, loro hanno già dato. Ma quali armi? La pistola soft air spara pallini di plastica che fanno un lividino se sparati da molto vicino. È un giocattolo, Roberto. Sei l'unico che dice una cosa del genere, sai? Nessun altro giornalista ha osato scrivere una cosa simile sui giornali. D'altronde noi ci chiamiamo Radio Libertà e quello che diciamo qua, lo sai, dalle altre parti non si può dire. Sparate no, ma un bel lancio di uova sì, dai, ci scrive Silvio. Io non sono d'accordo per togliere soldi alla difesa, ma vorrei il coraggio di un piano di riduzione della spesa pubblica. Vorrei vedere sparire tutti i contributi, i finanziamenti a enti inutili, cinema, giornali, famiglie straniere che sfornano figli che poi mandano nelle scuole coraniche, ma anche sagre, feste, festini di paese, e vorrei, sogno, la flat tax per tutti. Sammy, ma è vero che quel babbione moribondo di Re Carlo è andato a dire a Trump che bisogna prepararsi alla guerra contro la Russia? L'Inghilterra sta fabbricando droni per l'Ucraina, teme forse che la Russia gli lancerà un missile sulla fabbrica e prenderebbe questo fatto come un atto di guerra da parte della Russia. Spero che Trump dentro di sé abbia mandato a fanculo lui e tutta la sua famiglia reale. Vi vedo, continua con quella frase, cosa avete mangiato ieri sera? Sei tu, Sammy, che gli aizi, d'altronde. Avete la possibilità di fare fuori politicamente il Mattarella, ma certamente vi manca il coraggio. E dare la grazia ai 3 bambini rapiti dallo Stato, punto di domanda.
Hai presente che hanno arrestato l'ex capo dell'FBI? Qui sono tutti, c'è il club dei complottisti che ci ascolta. Bene, mi fa piacere. Spedite ancora WhatsApp al 340 67 09 659. Oggi ce lo abbiamo veramente molto duro politicamente, of course. Sono tornato su Repubblica perché ci sono paginoni e paginoni anche su Repubblica. Sul cecchino del 25 aprile un giovane della comunità ebraica in camera aveva un arsenale. La vittima: provo pena, non ira, gli direi studia e impara l'ascolto, dice Rossana Gabrielli, 62 anni, iscritta ad AVS, ha sparato pallini a uno di AVS e anche all'Ampi. Diciamo che è meglio di così, è veramente, si scherza, ma per fortuna non si è fatto male nessuno. Chiaro che un ebreo cattivo non si era mai trovato. Questa è una cosa, siamo tutti un po' rimasti. Allora si indaga. Dalla sinagoga al fanatismo, lo sgomento della madre, non ce ne siamo accorti, cioè c'era la camera piena di armi, di robe, però no, la mamma, ogni tanto voi nonne, genitori, aprite un cassettino nella camera dei vostri figli per vedere cosa c'è dentro. Io lo faccio spesso e rimango stupito. Per fortuna non armi. Il massimo che ho trovato dentro, la maglietta di Putin, quella sì, ma gliel'avevo data io, e un'altra con scritto dogane padane, ma vecchi cimeli, di quando ero giovane, ci mancherebbe altro. No, c'è anche quella con scritto padroni a casa nostra, che abbiamo distribuito l'altro sabato alla manifestazione dei patrioti in Piazza Duomo. Se non siete riusciti ad accaparlarvela, la trovate sul sito dei Patriots, è bellissima, con scritto padroni a casa nostra, che è senza tempo, capito? Lo diceva la Lega 20 anni fa, lo diciamo ancora adesso perché siamo pieni di altri, diciamo così. La rabbia del ghetto contro la mela marcia che ora travolge tutti. Siamo sempre su Repubblica. Nella comunità di Roma c'è sconcerto. Questa storia un boomerang. Pacifici, mi vergogno, interroghiamoci, e poi un altro, ci dissociamo, ok? Per fortuna in taglio basso, e meno male, si cambia un po' la storia. Strappa poster di Ramelli, pestato e decorato, che gli è scappata la frase, se l'è andata a cercare. Ieri l'anniversario con 2000 militanti che hanno partecipato alla parata del presente, la russa rifiutare la violenza. Siamo sul quotidiano Repubblica. Giro di nuovo la pagina e si ritorna all'argomento clou che non potete farvi sfuggire se ascoltate una radio qualunque. Qui noi lo sfioriamo soltanto, ve l'assicuro, ma tra gli ebrei italiani cresce la preoccupazione. Attenti, che cosa dicono gli ebrei italiani? Ad esempio Gad Lerner, che è un ebreo un po' fuori dal normale, ci stiamo radicalizzando. Questa è una frase che deve far pensare, ok? Io l'ho sempre pensata sta cosa, però mi sembrava di essere l'unico pirla che pensava che stanno diventando un po' esagerati questi ebrei. Pensavo di essere veramente, infatti non l'ho mai detto a nessuno, neanche a voi ascoltatori, ci stiamo radicalizzando, cresce la preoccupazione tra gli ebrei italiani. Addirittura Gad Lerner, che non ci provoca più come un tempo. Gad, quanto mi manchi, quanto ti abbiamo rincorso sul pratone di Pontida gridandoti ebreo, mamma mia, ci manchi tantissimo, trinariciuto mio, è vero. No, ci sono delle cause, ci sono state delle cause anche con conduttori di questa radio, ma ci mancherebbe, abbiamo sempre scherzato e anche lui scherzava, vero che scherzavi, però è un po' come quando Fini passeggiò sulla spianata delle moschee, ecco, più o meno una roba del genere. La provocazione di Lerner, che ha detto adesso chissà parli, ma anche intellettuali come Foa e Della Seta avvertono il rischio. Gad Lerner, da tempo denunciamo una degenerazione squadristica. Sta parlando degli ebrei, capito? Anna Foa, da quando è uscito il mio libro su Israele sono stata insultata.
Emanuele Fiano, l'episodio di Roma è indice di una patologia non so quanto individuale. A Milano Walker Menagi si respinge per ogni accusa dicendo sono sciocchezze, non abbiamo mai avuto bande armate. E qua ci fermiamo, ma vi ho messo sul tavolo delle belle argomentazioncine, devo dire. Intanto a Londra allarme antisemitismo, 2 accoltellati, è terrorismo. E Jacobson, ci sentiamo sempre meno protetti, Starmer non prende sul serio la minaccia. E questo scrittore si sta lamentando e dice va bene la libertà di espressione, ma non si possono permettere messaggi d'odio. Ok? Giro la pagina, signori, siamo sul quotidiano Repubblica, pazzamente oggi Sammy Varin è partito da qua, perché sai quando fai un regalo, fai un bel regalo e quello ti guarda come se gli avessi regalato una cacca di gatto, che sono le più puzzolenti, ragazzi. Io ne so qualche cosa, ma penso anche voi avrete sicuramente un gatto. Bisogna toglierle dalla lettiera. Se le lasci lì ti puzzerà tutta la casa, una morte orrenda. Tu gli fai un regalo a uno e ti guarda come se gli avessi portato una cacca di gatto. A gattino poi, quelli piccoli ancora più puzzolenti, ok? Parliamo di Roma Capitale. Ho detto qualcosa? Non ho detto niente. Via libera con lite, scrive oggi il quotidiano Repubblica. C'è anche questa, ragazzi. C'è anche il via libera con lite. Meloni con il PD, intese impossibili. Cioè noi gli abbiamo fatto questo regalone a Roma, Roma Capitale, e il PD non l'ha votato, non l'ha voluto. Poi se lo piglia lo stesso, ma non l'ha voluto. Mi girano le balle, perché chiaramente la Lega non è che è stata zitta, cioè aveva mediato il ministro Roberto Calderoli, sto leggendo l'articolo, che avrebbe voluto estendere a tutte le città metropolitane i poteri legislativi che con la riforma passerebbero a Roma Capitale. La Premier era convinta di aver strappato un compromesso. Alle altre città andrebbero solo ulteriori deleghe amministrative, al netto dell'ordine del giorno ripresentato ieri dalla Lega non vincolante. Roma invece avrebbe poteri concorrenti al governo su settori chiave, trasporti, edilizia, cultura. Il patto, nella lettura di Palazzo Chigi, non ha retto perché si è sfilato il PD. I Dem respingono le accuse, la destra e la replica non ci ha garantito che la legge ordinaria abbinata alla riforma costituzionale, per intenderci, quella con dentro soldi e poteri concreti, sarebbe stata pronta per le elezioni comunali. Non ci sarebbe stata la certezza che se vincesse di nuovo Gualtieri avrebbe avuto un mandato bis con il booster, con il turbo, capito? Qua mi fermo, ragazzi, ma come ci girano le bolle, ragazzi, cioè gli facciamo un regalo, chiaramente, cioè sarebbe stato anche per noi, perché dopo mezz'ora che era saltata fuori questa cosa di Roma Capitale, e la Lega, per bocca di Romeo, ha detto sì, ma anche per le città del nord vogliamo più ampi poteri. A Roma è iniziata la campagna elettorale, scrive Lorenzo De Cicco su Repubblica. La riforma per dare alla capitale più poteri, un evergreen parlamentare da oltre 4 lustri, nasce e muore nel volgere di poche ore. Alle 6 di sera la Camera vota sì alla proposta di legge costituzionale in prima lettura, centrodestra a favore con Azione, 5 Stelle AVS contro. Il PD con i V si astiene. A quel punto Giorgia Meloni chiama subito il game over. Il percorso si interrompe, dice la Premier via nota di Palazzo Chigi. Sotto sotto a Fratelli d'Italia non dispiace troppo, anzi da settimane i deputati romani della Fiamma ragionavano su come sfruttare quello che considerano un clamoroso assist della sinistra. L'idea è di impostare sul tradimento del PD un pezzo della tribolata corsa per il Campidoglio. Voto previsto la prossima primavera, a ridosso delle politiche, perché a Meloni hanno consigliato l'ex
Election Day, considerato che nelle grandi città, si è visto al referendum, prevale il campo largo. Perché i meloniani gridano al tradimento? Qua mi fermo, ragazzi miei, qua mi fermo, però la polemica c'è, è sotto traccia rispetto a voi mettere alla flotilla che è stata attaccata, ragazzi. Abbiamo interrotto le trasmissioni questa mattina alle 7:30, riavvolgete il nastro, sono successe cose mentre dormivate. E poi in taglio basso l'intervista al deputato Dem Mancini. Non tradisca la città con risorse e poteri, votiamo sì. Con il DDL costituzionale serve una legge ordinaria che ancora non c'è. Il nostro è stato un non voto costruttivo. La leader di Fratelli d'Italia si preoccupi della Lega che si smarca e propone di dare a tutte le realtà metropolitane competenze legislative. Certo che ci preoccupiamo. Ma sarebbe questa la loro preoccupazione, ma non avete proprio un cazzo da fare, ragazzi. Vi diamo pieni poteri a voi romani, io vi odio voi romani e non sono mai contenti. Va bene ragazzi, questa è Repubblica, però io vado avanti perché come su tutti gli altri quotidiani si parla, la Repubblica lo mette più in risalto, per questo che l'ho scelta quest'oggi. Io vi conosco ad uno, so cosa volete da questa radio, altrimenti sentivate il Sole 24 Ore, Radio 24, quelle cose lì da ricchi, capito? Qui abbiamo le pezze al culo, ma diciamo le cose come stanno. Scontro sui vincoli UE. Salvini tenta lo strappo, Palazzo Chigi resiste. Nella risoluzione la richiesta di flessibilità per la sicurezza energetica e la tassa sugli extra profitti. Oggi in Consiglio dei Ministri il piano casa. Oggi succederanno cose. E a proposito, alle 8:45 ci colleghiamo con Jacopo Morrone, deputato della Lega, perché c'era anche lui alla manifestazione della Coldiretti l'altra mattina al Brennero, perché stanno arrivando delle porcherie, ci pigliano per il culo davvero, cioè roba che dicono che è italiana, non è per niente italiana, e siccome non abbiamo più soldi, noi compriamo qualunque cosa che costi poco. Però almeno non ci scrivete che sia italiana, per favore. Poi alle 11 avremo Rebecca Frassini, altra deputata della Lega, e con lei parleremo di questo patto di stabilità, del documento di finanza pubblica, delle cose che stanno accadendo in queste ore. Allora, l'unica strada percorribile, scrive Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo su Repubblica, quando su Roma cala la sera, senti come sono poetici i comunisti, è spedire a Palazzo Chigi la risoluzione di maggioranza al DFP, appunto, di cui oggi parliamo, che sarà votata in Parlamento nelle prossime ore. In questo modo Giancarlo Giorgetti prova a smarcarsi dagli emissari di Matteo Salvini, che premono per mettere nero su bianco l'opzione di uno strappo con l'Europa sui conti pubblici. Insomma, dobbiamo essere schiavi di questa Europa o no? Ci dobbiamo ribellare oppure no? Queste sono domande che vi faccio, ascoltatori attenti di Radio Libertà, e che chiedono una risposta da parte vostra. Adesso non ricominciate a chiamare in diretta perché Simone è assorto nei suoi pensieri. Oggi sta leggendo la Bibbia. Chiamate, non chiamate, inviate un messaggio al 340 6709 659. Ma non è che sia il Corano quello lì, cioè... No, io adesso inizio a pensare male, Cioè, non è che c'hai messo la copertina della Bibbia e in realtà leggi il Corano? Dopo vengo a controllare. Quindi Salvini preme per mettere nero su bianco l'opzione di uno strappo con l'Europa sui conti pubblici. Siamo gli unici deficienti che vogliono fare questa cosa. Adesso è sul tavolo di Meloni, risponde il titolare dell'economia ai colleghi di partito che gli chiedono di emendare il testo. Alla fine decide la Presidente del Consiglio. Nessuna minaccia all'Unione Europea. Prendete nota.
Per questo nel testo finale si chiede di attivare tutte le opportune iniziative nelle sedi europee competenti per sfruttare la flessibilità del patto in materia di sicurezza economica ed energetica. C'è anche la richiesta di adottare misure fiscali mirate e temporanee per mitigare gli aumenti dei carburanti che colpiscono le famiglie, in particolare quelle più disagiate, per aiutare le industrie energivore, tassando gli extraprofitti delle società energetiche con una soluzione a livello UE. A suggello del compromesso con l'Unione Europea ci sono il rispetto del percorso della spesa netta previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025, l'implementazione delle riforme degli investimenti. Insomma, la linea di Meloni e Giorgetti ha la meglio, ma la maggioranza è sempre meno compatta, sempre più litigiosa. Siamo su Repubblica. Per tutto il giorno, responsabile economico del Carroccio Alberto Bagnai, il nostro eroe, cerca di organizzare una riunione con i colleghi del centrodestra, ma Fratelli d'Italia e Forza Italia neanche gli rispondono. A lui però il vice premier leghista affida la battaglia, affiancandogli Claudio Borghi, altro nostro eroe, e dunque sono loro a chiedere di esplicitare l'ipotesi di uno scostamento non concordato con Bruxelles. Non è quello che Meloni intende consentire, innanzitutto per una ragione tattica: forzare la mano con le istituzioni europee prima ancora di avere trattato la flessibilità richiederebbe di allontanare il vero obiettivo che resta quello di dirottare risorse da altri capitoli di spesa alla crisi energetica. Qua mi fermo certamente, ma c'è anche il piano casa di oggi ne parlerà la Presidente del Consiglio e chiaramente a sera Salvini confermerà che Meloni dirà di sì a questo piano casa, che vuol dire centinaia e centinaia di case rimesse a nuovo per darle a chi ne ha bisogno. Sempre su Repubblica, carburanti, vi ho già detto in questi giorni, se proprio siete in riserva, fate il pieno che è meglio. Saranno solo mini gli sconti che arriveranno, soprattutto per la benzina, mini sconti sotto i 25 centesimi. Il Ministero dice voli garantiti solo fino a maggio, quindi se dovete volare, volate subito perché poi non se ne parla. Scherzo, dai, ma ci mancherebbe, si troverà la quadra. Disponibili 200-300 milioni, una quota maggiore andrà al diesel, non ci sono fondi per aiutare i camionisti, ricordate? Siamo sempre su Repubblica, 2 settimane in più di sconti al distributore, ma più bassi di quelli attuali e differenti per diesel e benzina. In poche parole, il diesel che è andato troppo su scenderà un po', la benzina non vorrei adesso dire, ma secondo me salirà e sta già salendo in questi giorni. Von der Leyen tira il freno, spesi 500 milioni al giorno, misure mirate e temporanee. Siamo a pagina 15 di Repubblica. La Commissione adotta il quadro degli aiuti nazionali, il sostegno va dato solo a famiglie e settori più vulnerabili, ok? Quindi vuol dire che andranno, avete capito a chi? Certo. Siamo ancora su Repubblica. Garlasco, la svolta su Sempio, ha ucciso Chiara da solo. Se vi interessa andate voi a esplorare Repubblica. E poi Kranz, la scelta dell'Italia. Saremo parte civile, ora si indaga sui soccorsi. A pagina 29 di Repubblica ritorna il naufragio del Baisan. Vi ricordate? Non fu colpa della tempesta. Senti un po' cosa salta fuori adesso, ancora peggio di Garlasco. La perizia che riscrive il naufragio del Baisan. I tecnici della procura sul disastro dello yacht affondato in Sicilia nel 2024 dicono che il maltempo non era così violento. Sono stati fatali anche gli errori dell'equipaggio. Da un anno un pool di esperti sta passando in rassegna ogni centimetro quadrato del relitto. L'obiettivo degli inquirenti è avere la consulenza finale entro il secondo anniversario della tragedia. Paginone quest'oggi con Francesco Patanea, pagina 29 di Repubblica, sulle indagini che riguardano il naufragio del Baisan.
8:27, buongiorno da Sammy Varina, chi vi sta scrivendo? Siete preoccupati? Ok, sono preoccupati, do un'occhiata alle agenzie. Flotilla, navi fermate dai motoscafi israeliani al largo di Creta, laser e armi contro di noi, la Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv. Dicono sempre le stesse cose, ragazzi, non è successo nient'altro, va bene? E sarà così per tutto il giorno. Flotilla verso Gaza, l'allarme da Creta, il blitz israeliano, sequestrate 50 navi, 400 attivisti in arresto. Guarda che non vi sto leggendo la notizia di un po' di mesi fa, è successo. Hanno di nuovo abbordato le navi della flotilla a largo di Gaza, molto a largo, in acque internazionali, e quindi è pirateria. Da parte di chi? Di quelli o di quegli altri? Oddio, non fatemi ste domande. Sì, tra poco leggo anche i vostri messaggi. Oggi siamo piuttosto eccitati in senso negativo, chiaramente, da questa terribile notizia con cui abbiamo aperto la rassegna stampa, e vi invito a riascoltarvela su YouTube e su Facebook. Condividetela, parenti e amici, perché sono successe cose in diretta inenarrabili. Addirittura ha chiamato la Farnesina. Orsini promuove il decreto lavoro, ma Landini dice i salari non crescono. D'altronde siamo sempre sul quotidiano Repubblica, che ho in mano però perché, sebbene non in positivo, dice cose anche vere sulla Lega. Ad esempio, in taglio basso oggi su Repubblica, Rosaria Amato ci spiega che è stato bloccato il blitz della Lega pro balneari. Qualcuno dice non sta facendo niente la Lega, eccetera. Fa, solo che voi vi siete fatti le leghe votando qualcun altro alle ultime elezioni, e la Lega non ha così importanza come un tempo all'interno del governo, ok? Fatevi la Lega, fatevi il vostro patto del Nord, urlate bau 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 e non valete un cazzo, ok? E la Lega è senza voti e chiaramente può fare casino. Possiamo dire usciamo dal governo, possiamo dirlo. Io sinceramente mi aspetto che un giorno la diciamo anche questa cosa. Loro cosa diranno? Prego, quella è la strada. Facciamo entrare AWS piuttosto. Facciamo entrare quei due signori col fazzolettino a cui gli hanno sparato con la pistola d'aria compressa. Bloccato il blitz della Lega pro balneari, scrive oggi Repubblica. Emendamento per prorogare le concessioni dalle spiagge colpite dal ciclone Harry, ma arriva la bocciatura. L'ennesimo tentativo della Lega di prorogare almeno una parte delle concessioni balneari passa al vaglio della Commissione Ambiente del Senato, ma viene bloccata dal parere negativo del Ministero dell'Economia e si infrange contro il voto negativo della Commissione Bilancio. A motivare l'emendamento al decreto ponte il ciclone Harry, il che lo scorso inverno ha seriamente danneggiato chilometri di coste nel Mezzogiorno. La norma messa a punto dalla Lega, che da sempre sostiene le ragioni dei balneari a dispetto dei ripetuti ultimatum europei, stabiliva che le concessioni balneari sarebbero rimaste in vigore 3 anni in più, fino al 30 settembre 2030 o fino al 31 marzo 2031, se ci fossero presentate difficoltà oggettive nelle gare, nei casi di danni alla costa provocati dall'erosione o di eventi meteo di eccezionale intensità, come appunto quelli che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a gennaio. Una norma che però si sarebbe scontrata con la volontà del Presidente della Repubblica Mattarella di non entrare nuovamente in conflitto con l'Unione Europea. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Resta in parte instabile il tempo sull'Italia, con una circolazione depressionaria che tenderà ad interessare soprattutto il centro-sud. In mattinata, a fronte di un miglioramento sulle regioni settentrionali, eccezione fatta per dei disturbi al nord-ovest, specie sui rilievi, avremo piogge temporali su quelle centro-meridionali, soprattutto sul versante adriatico e sugli Appennini. Nel pomeriggio residue precipitazioni al sud e sul basso Lazio, altrove andrà migliorando quasi ovunque, massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È una canzone che ispira questa, ispiro, La porta delle nuvole. La stiamo ascoltando in questo periodo e tra una settimana a quest'ora li intervisteremo, non a quest'ora, un po' più avanti, le interviste le facciamo dopo le 11. Si chiamano Across con la K Music, Across Music, La porta delle nuvole. Sono Giovanni e Pamela che uniscono le loro esperienze, che passano da questa porta
che porta dove? Dove porta la porta delle nuvole? Clarinetto e pianoforte aprono a una soglia interiore tra classica, pop, jazz, cinema, tutto da scoprire, la musica degli Acros Music che trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varin. Dopo le terribili notizie dell'apertura della rassegna stampa, se ve le siete perse, tornate su YouTube e su Facebook, riascoltatevi la rassegna stampa o dopo le 9:30 scaricate sul sito di Radio Libertà il podcast. Ragazzi, sono successe cose, sono state fermate, quasi mi viene il groppo in gola a dirlo, le navi della flotilla, ok? A largo di Creta, quindi in acque internazionali. Laser e armi contro di noi, e la Farnesina che sempre al telefono chiede informazioni a Tel Aviv ma non gliele danno. Abbiamo sentito prima Tajani, sono arrivate anche tante telefonate di preoccupazione grave anche tra gli ascoltatori di Radio Libertà. Naturalmente non è vero niente, sono cose che vi sto dicendo, voi ora vi chiedete ma sta dicendo cose serie Sammy Barin? Boh. Vero invece l'incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia, Sandro Veronesi. Pensate, il mezzo si è schiantato, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso. Solo lievi ferite per lui e per il suo compagno di volo mentre sorvolavano i Pirenei. E questa decisamente è una buona notizia. Ci rituffiamo in rassegna stampa, signori, siamo pericolosamente su Repubblica, ma perché vi dicevo la Lega viene citata più volte, la Lega fa cose, almeno ci prova, ma poiché voi avete votato Forza Italia o Fratelli d'Italia o non avete votato perché vi state facendo le vostre leghe, bello ricominciare da zero, non valete un cazzo ma siete tutti contenti, a me fa piacere perché ci sono anche amici fraterni di battaglie politiche, bene, e la Lega non riesce a fare cose per colpa anche vostra che avete votato altro o che non avete votato, e quindi bloccato il blitz della Lega pro balneari. Vogliamo spostare i soldi spesi per le armi per aiutare i cittadini, ma c'è l'Europa che ci sta guardando, e non solo l'Europa, anche il Colle ci guarda. Buongiorno Presidente. A pagina 31 del quotidiano La Repubblica, intervista con Durigon. No ai buchi, va rimessa la norma sugli aumenti arretrati. Valentina Corte, siamo pronti a reintrodurre in Parlamento la retroattività dei rinnovi contrattuali dalla scadenza. È una norma di giustizia, gli aumenti non possono arrivare dopo anni di vuoto, ok? Quindi se non è cambiato il contratto da tanti anni, facciamo in modo che qualcosa ci guadagnate lo stesso. Parla Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro, che rivendica il decreto 1 maggio e annuncia battaglia sul punto uscito dal testo dopo il no delle imprese. Sottosegretario, come giudica il decreto? Va nella direzione giusta, mantiene l'equilibrio costituzionale, dà attuazione all'articolo 36 e 39, libertà sindacale e salario giusto. Diamo forza alla contrattazione, indichiamo una strada che a differenza del salario minimo non abbassa le tutele, è un risultato importante. Infatti a denti stretti i sindacati hanno detto bene, a denti stretti, chiaro, come Repubblica non lo dirà mai. Alla fine la retroattività però è saltata. Si può migliorare, dice Durigon. Vorrei tornare alla proposta iniziale. Se vogliamo incentivare la contrattazione e tutelare il potere d'acquisto, gli aumenti devono essere costanti, non si possono avere buchi. Serve una regola che spinga a rinnovare alla scadenza o faccia partire gli aumenti da lì. La ministra Calderone l'aveva inserito, le imprese hanno detto no. Come pensa di convincerle? Io dico rinnova quando vuoi, ma il rinnovo parte dalla scadenza, a meno che le parti non decidano diversamente, come nei metalmeccanici dove c'è il recupero di tutta l'inflazione. Non si possono aspettare 8 o 10 anni per rinnovare. Proprio su queste colonne lei si era detto contrario al monopolio di CGIL, CISL, UIL e Confindustria. Ha perso la sua battaglia a favore dei piccoli? Risponde Durigon, non approverò mai un contratto a ribasso, non sono mai stato con chi paga meno. Per me la soluzione migliore era il codice degli appalti, contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma anche contratti equivalenti. Il decreto è simile, al posto dell'equivalenza c'è il TEC, il trattamento economico complessivo.
Cosa dicono le sigle minori? Si sono lamentate con lei? Il decreto non intacca la libertà sindacale, non introduce un monopolio legalizzato, tutti partono uguali nella contrattazione, ma bisogna fare la gara al migliore. La libertà sindacale non si difende pagando di meno. Oggi il contratto leader è quello di CGIL e Cisla Will, domani si vedrà e non c'è solo il tech, piuttosto vorrei cambiare altro, cioè l'articolo 8 della legge Sacconi. Al secondo livello di contrattazioni si verificano situazioni sfavorevoli al lavoratore, soprattutto nelle piccole imprese, laddove basta iscrivere pochi dipendenti ai sindacati per derogare alle condizioni generali, dare meno ferie, ruolo 13ª. Sotto i 15 dipendenti deve scattare un controllo dell'ispettorato. E le norme sui rider non le ho approfondite, ma non ho mai condiviso il contratto Asso Delivery UGL. La soluzione è un contratto misto, autonomi per chi vuole, dipendenti per gli altri. Oggi Claudio Durigon è intervistato sul quotidiano La Repubblica. Giro la pagina e finisco, no, sulla Stampa no, vado ad esempio sul quotidiano Il Tempo, che non vi aspettate, ma anche qui c'è un motivo. Se vado sul Tempo c'è sempre un buon motivo. Il Semivarin vi seleziona accuratamente, oculatamente tutto quanto. Il Tempo mette in apertura il giorno degli sciacalli, il 25 aprile della violenza. Si chiama Eitan Bondi, il giovane che ha sparato ai 2 membri dell'ANPI nel giorno della festa della liberazione. Si è definito appartenente alla comunità ebraica. Se sarà trovato colpevole meriterà una condanna durissima, ma da Bonelli a Salis e Lerner è partito un inaccettabile attacco indiscriminato agli ebrei italiani, che si somma alle aggressioni dello scorso 25 aprile, su cui la sinistra ancora tace. Vedete l'apertura del quotidiano Il Tempo con l'editoriale di Daniele Capezzone. Naturalmente c'è anche la Minetti, i ritardi e le lacune delle toghe, anti-berlusconismo senza Berlusconi, ma c'è anche il cortocircuito Dem, DDL Roma Capitale, primo via libera, Gualtieri lo voleva ma il PD si astiene, Meloni rispetti gli impegni presi. Entriamo sul quotidiano Il Tempo con una notizia che approfondiamo tra pochissimo a pagina 5, ma è giusto leggere l'articolo di Angelo Iannone. L'Islam politico avanza, ma chi vuole stare in Italia rispetti laicità e Costituzione. Le comunità islamiche promuovono rivendicazioni spesso in contrasto con la nostra Carta. Serve un nuovo patto di lealtà che vincoli altre culture ai nostri valori. Ricordiamo che l'Islam è tra quelli che non hanno siglato nessun patto con lo Stato italiano, né hanno firmato la Carta dei diritti dell'uomo mondiale. Se la sono fatta la loro. Torneremo sull'argomento. Adesso parliamo di cose ancora più importanti. Qui Parlamento. Certo, parliamo di quello che troveremo a mezzogiorno nel nostro piatto. Sono in arrivo schifezze pazzesche dall'altra parte del mondo, grazie a patti scellerati portati avanti e purtroppo anche accettati da una certa parte del nostro governo, ma ci sono fregature che neanche potete immaginare nel vostro piatto oggi a mezzogiorno. Con noi al telefono il deputato della Lega, Jacopo Morrone. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie Jacopo. C'eri anche tu alla manifestazione della Coldiretti l'altro giorno al Passo del Brennero, una manifestazione che ha lanciato un allarme importante. Cosa sta succedendo? Cosa mangiamo oggi mezzogiorno nei piatti di casa nostra? Jacopo. Sì, ero insieme al presidente Ettore Prandini di Coldiretti, al segretario generale Vincenzo Gesmundo, che ringrazio per questa mobilitazione dove sono arrivati oltre 10.000 agricoltori da tutta Italia, 10.000 agricoltori che volevano difendere la loro fatica, il loro lavoro, il Made in Italy.
Purtroppo cosa accade? Dal Brennero, come da tante altre frontiere, purtroppo, visto che l'Italia comunque è una penisola dove è facile arrivare, entrano prodotti, naturalmente non italiani, prodotti dell'Unione Europea o extra Unione Europea, e oltrepassando il confine arrivano in Italia e con una minima modifica diventano prodotti italiani. Questi fanno una concorrenza sleale ai reali prodotti italiani, quindi a quelli che vengono prodotti, coltivati o allevati in Italia, quindi si pensa alle nostre carni, si pensa ai nostri prodotti agricoli, e fanno una sleale concorrenza perché non hanno gli stessi standard sanitari e di sicurezza che possono avere i nostri prodotti. In altri paesi del mondo si usano prodotti pesticidi che in Italia non si usano più da decenni. Quindi sicuramente hanno un'attenzione diversa, e quindi questi 10.000 e oltre agricoltori al Brennero abbiamo manifestato per chiedere che venga messa l'origine nell'etichetta, di modo che chi compra il prodotto, il consumatore finale, quello che a volte viene pertanto ingannato, conosca e capisca da dove viene quel prodotto, che non può cambiare origine se gli viene fatta una piccola modifica, una modifica sostanziale, però si tratta di ben poco. E noi come presidente di commissione ho portato anche la nostra testimonianza, quindi il lavoro che costantemente facciamo in commissione, quindi le nostre inchieste, l'Italian Sounding. L'Italian Sounding è i prodotti che utilizzano il nostro marchio, la nostra bandiera, richiamano le nostre aziende, ma vengono prodotti all'estero e si confondono il consumatore finale, e questo naturalmente cosa porta? Sulle tavole degli italiani, ma anche degli europei, anche del mondo, prodotti che sembrano made in Italy ma non lo sono. Quindi così sbattere i pugni sul tavolo e cercare di avere norme più stringenti anche a costo di andare contro l'Europa, perché l'Europa ci impone il Green Deal, l'Europa ci impone determinati vincoli, però sul mercato sembra non vederci, e quindi lascia passare questi prodotti, e quindi lascia che anche nei paesi europei si possano produrre prodotti con non quei vincoli sanitari e quei limiti che invece ci sono da noi per tutelare il consumatore finale. E quindi questa è la battaglia di Coldiretti, è la battaglia di tanti agricoltori, ma la battaglia di buonsenso, quindi chiedere che in quell'etichetta ci sia l'origine, di modo che il consumatore finale non sia ingannato, e così si tutelano i nostri agricoltori, quelli che ogni mattina si svegliano alle 4, alle 5, alle 3 e fanno sì che il prodotto italiano sia il prodotto migliore, non solo europeo ma a livello mondiale. Ce lo riconoscono in tanti, però se non vogliamo perdere questo primato bisogna difendere con i denti quello che è il nostro prodotto. Quindi noi metteremo giù, c'è già una norma, la legge Caselli, che va in questa direzione, ma bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e cercare di modificare questa norma che prevede che questa modifica sostanziale del prodotto lo faccia diventare italiano. No, il prodotto è italiano se viene prodotto in Italia, dalla A alla Z. Diversamente è un prodotto che ha un'altra origine e il consumatore finale farà le sue scelte. Assolutamente sì, e quindi sempre attenzione quando fate la spesa, cercate il marchio italiano, controllate bene sull'etichetta, ma avete sentito, questo può non bastare perché ci sono fregature ufficializzate, tra virgolette, proprio alla dogana. Torneremo sull'argomento perché lo sappiamo, stanno per arrivare prodotti dall'altra parte del mondo a prezzi stracciati, che noi compreremo perché non perché siamo scemi, ma perché non abbiamo soldi, non abbiamo più soldi e bisogna risparmiare. Attenzione anche a questo, perché sono stati firmati accordi a cui la Lega ha detto no, ma che sono stati firmati ugualmente. Torneremo a parlarne anche con te, Jacopo Morrone. Grazie davvero di questo collegamento. Grazie a tutti voi e buona giornata. Qui Parlamento. Chiaro che di queste cose ne abbiamo parlato, li abbiamo messi sul tavolo questi argomenti anche nella manifestazione dell'altro sabato in Piazza Duomo a Milano, e ve la ritrasmetteremo in occasione di questo ponte del 1° maggio, avrete modo di riascoltarla. Torniamo in rassegna stampa, signori, mentre piovono messaggi al 34067096659, sono tutti di preoccupazione per la flottia. Ricordate la notizia
notizia del giorno e anche dei prossimi giorni, anni, decenni: le navi della flotilla sono state fermate dai motoscafi cattivi israeliani al largo di Creta, quindi erano ancora in acque internazionali, laser, armi puntati. La Farnesina chiede informazioni, sono ancora lì al telefono che aspettano informazioni. Naturalmente abbiamo scherzato su questa terribile notizia, speriamo naturalmente con tutto il cuore che non si sia fatto male qualcuno, che non ci siano stati neanche spintoni o che ne so, che a qualcuno non gli abbiano rubato il cappellino o le sigarette, come d'altronde è già capitato. L'Islam politico avanza, ma chi vuole stare in Italia rispetti laicità e Costituzione. Abbiamo scoperto l'acqua calda con Angelo Iannone a pagina 5 del quotidiano Il Tempo, ma è una notizia, un paginone, come dice Sammy Varin, che va a letto. Già, perché ci ricorda il punto della situazione. L'Italia non è ancora la Francia, non è il Regno Unito, non è la Germania, ma proprio per questo abbiamo ancora il tempo di evitare gli errori che altrove hanno prodotto fratture sociali difficili da ricomporre. Il tema non è la libertà religiosa, ma resta un pilastro non negoziabile dello Stato costituzionale. La domanda è un'altra: fino a che punto una democrazia può accogliere, tollerare o finanziare modelli culturali che negano i suoi stessi presupposti? Parità tra uomo e donna, libertà personale, laicità dello Stato, tutela dei minori, ripudio della violenza non sono opinioni tra le altre, sono il fondamento della nostra convivenza civile, sono i nostri valori non negoziabili, quelli che abbiamo conquistato attraverso secoli di lotta, e pare davvero paradossale che oggi chi sia disposto a svenderli, tutto per qualche manciata di voti in più, sia proprio di chi si è appropriato di Bella Ciao, un canto simbolico della lotta partigiana per la libertà. Qua mi fermo, ma avete capito il tenore dell'articolo di Angelo Iannone, oggi a pagina 5 del quotidiano Il Tempo. Serve un nuovo patto di lealtà che vincoli le altre culture ai nostri valori. E naturalmente complimenti al PD che ha deciso di assimilarli, questi nuovi valori, candidando personaggi con nomi molto strani, certo, ma d'altronde anche Sammy Varin, mica è un nome normalissimo, all'interno delle proprie liste, ad esempio a Venezia, ma anche a Lecco e in giro per l'Italia. Perché? Perché a fine maggio si vota in importanti città. Le differenze: la comunità cinese, ad esempio, non ha mai posto problemi tra i loro valori e i principi dello Stato italiano. Esempi negativi: paesi come Francia e Germania dimostrano che senza regole si rischiano gravi frizioni sociali. Paginone da leggere assolutamente oggi sul quotidiano Il Tempo. Giro la pagina, vuoi che non ci sia l'ok al DDL Roma Capitale, il PD che si astiene? Questo è veramente uno schiaffo alla Lega. Io lo intraprendo, lo prendo così, uno guarda, aia, me lo sono dato davvero. Uno schiaffo alla Lega, ragazzi. Gli diamo Roma Capitale. In cambio, naturalmente, volevamo qualcosa. Volevamo anche qualche cosa per le città del nord. E loro che fanno il PD si astengono. E la Meloni, giustamente, gli girano un po' le balle anche a lei. Tradisce gli impegni presi, il PD. Gualtieri dovrà rendere conto ai cittadini di questa scelta, ha detto la Premier. Il sindaco ribatte: bene l'approvazione, ma la tensione tra i partiti non aiuta. Cioè c'è l'ok, ma il PD si è astenuto perché vuole i piccioli, vuole subito vedere i soldi. Com'è la storia? Vedere Cammello, quella roba lì. Ormai loro parlano la lingua di questa strana gente. Non approfondisco, non pensate, guarda, sto guardando e siamo sul Tempo. Non viene neanche citata la Lega, proprio assolutamente, mentre ad esempio su Repubblica sì, perché Calderoli era pronto a mediare dicendo ok, Roma Capitale, ma facciamo anche qualche potere in più alle importanti città del nord, punto di domanda. Siamo ancora sul Tempo. Occidente e Islam moderato devono cooperare di più. Attenzione, io l'ho sempre detto, e poi un fracco di amici, Abdul,
Mustafa, il camionista, che siete innamorati da decenni di Sammy Varin. Ai tempi mi odiavate, cercate su YouTube Sammy Varin, ci sono di quelle telefonate con gli immigrati terribili veramente, ma erano i tempi in cui siamo stati i primi noi a segnalare determinate problematiche con certi immigrati, e loro ci chiamavano in diretta per minacciarci. Per fortuna non sono tutti così, e molti di questi poi si sono integrati negli anni, almeno così dicono, e io voglio fidarmi. Ascoltano questa radio, mi fanno dichiarazioni d'amore, a me fa piacere, ma sul Tempo a pagina 12 c'è anche un articolo che spiega: Occidente e Islam moderato devono cooperare di più. La vera sfida è rispondere a estremismo e fanatismo. E questa è la grande verità: basta estremismo e fanatismo. Noi ce lo abbiamo sempre duro, noi della Lega, dal punto di vista politico, cosa capite? Però vedi come lo dico poco io anche, cioè non lo faccio notare. È vero, anche tu Simone non te ne sei accorto che ce l'ho. Ecco, non voglio continuare a dirvelo, è importante non stare lì tutto il giorno a menare il torrone, capito? Come la storia che ci sono anche gli ebrei cattivi, e io quante volte l'ho detto stamattina, forse è la seconda volta, però l'avete capito che c'è questa cosa, e non è una roba che adesso ci devono denunciare tutti quanti perché odiamo i poveri ebrei che sono stati perseguitati. Ci sono anche degli ebrei che non sono degli stinchi di santo, possiamo dire così. Bene, oggi c'è l'intervista a Jaber Saed Alamki, a pagina 12 del Tempo, che è un analista degli Emirati Arabi. C'è una guerra ibrida ideologica contro i modelli tolleranti come quello degli Emirati Arabi. Insomma, gli occidentali e il mondo islamico moderato, dice Francesco Subiaco sul suo articolo, devono cooperare per affrontare questa nuova saldatura tra islamismo politico sunnita e fanatismo sciita iraniano. Questa è la tesi di questo Jaber Saed Alamki, analista e esperto emiratino di sicurezza e comunicazione strategica con esperienza istituzionale negli Emirati Arabi Uniti. Quali conseguenze potrebbe avere l'attuale irrigidimento iraniano nello stretto di Hormuz? La crisi che coinvolge l'Iran non riguarda solo i paesi del Golfo o gli Emirati Arabi Uniti, ma investe l'economia mondiale, la sicurezza marittima e il settore energetico. Attraverso lo stretto di Hormuz passa circa un quinto del petrolio mondiale. Una sua compromissione, come sta accadendo in questi giorni, rischia di destabilizzare l'economia globale. Per questo considero la situazione nello stretto di Hormuz una minaccia. Se dovesse protrarsi, nessuno resterebbe immune. Già oggi si vedono governi sotto pressione dall'Asia ed Europa. Se la comunità internazionale non interverrà, le conseguenze ricadranno sul mondo intero. Nessuno è al sicuro. La saldatura tra Islam politico sunnita e sciiti iraniani è un pericolo per tutti. In Europa, senti qua, ci sono cellule dormienti radicate. Io penso sempre al mio pizzaiolo, ma no, io ho dei problemi psicologici, lo sapete. Qua mi fermo, ma l'articolo è più interessante che mai, soprattutto perché abbiamo visto, li stiamo accogliendo nella nostra comunità. A Roma no, hanno detto no grazie, l'immigrato a casa no grazie, ma nel PD li stanno accogliendo, li hanno messi addirittura in lista, e allora ci vuole alla finale la musichetta. Tan da da da. Oh Spirito Santo, vieni nel mio cuore, e per la tua potenza attiralo a te, oh Dio, e concedimi carità con timore, custodisci mio Cristo da ogni mio cattivo pensiero. Riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore.
Santo mio Padre, dolce mio Signore, adesso aiutami in ogni mia azione. Oh Cristo, amore, oh Cristo, amore. Amen, amen, Spirito Santo, vieni nel mio cuore e per la tua potenza attiralo a te, oh Dio, e concedimi carità con timore, custodisci mio Cristo da ogni mio cattivo pensiero. Salvami e chiamami nel tuo dolcissimo amore, perché onore mi sembri più leggero. Santo mio Padre, dolce mio Signore, adesso aiutami in ogni mia azione. Oh Cristo, amore, oh Cristo, amore. Hai visto? Hai visto? Sammy Varini irrompe nelle vostre case su Radio Libertà con questa preghiera, per farci perdonare, perché oggi abbiamo fatto un po' i cattivelli, rassegna stampa, abbiamo scherzato sulla flotilla nuovamente attaccata dagli israeliani, ma c'è tanto, tanto dolore nei vostri WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Chi è preoccupato perché qualcuno venga strattonato, chi è preoccupato che possano essere rubati dei pacchetti di sigarette, vabbè dai, abbiamo riso un po', ma in questo caso abbiamo pregato, perché ogni giovedì alle 9 io trasmetto un pezzo di Christian Music, di musica cristiana, roba che non fa nessuno, roba che fa sorridere, il regista Simone si faceva delle risatine mentre leggeva le sure del Corano. Abbiamo ascoltato la preghiera allo Spirito Santo di Santa Caterina da Siena, di Elena Bellucci, che ci ricorda che ieri, con aperta, era Santa Caterina da Siena. Una supplica intensa allo Spirito Santo affinché purifichi il cuore, illumini la mente, doni sapienza divina, e se non divina, insomma, una sapientina un po' più così, qualunque, va bene, meglio che niente, rendendo ogni dolore più leggero attraverso l'amore di Cristo. E queste sono parole bellissime, non mie naturalmente, che però ci vogliono, perché ognuno di noi sta soffrendo in qualche modo, molti di voi soffrono davvero, e questa sia anche una carezza da parte di chi fa radio da tanti anni e riesce quasi, percepisce quasi l'umore di chi ci segue, come se queste onde elettromagnetiche che vi arrivano in tutta Italia in qualche modo sapessero chi siete e cercassero di trasmettere qualche cosa di positivo, come dico sempre, in questa valle di lacrime. Bene, la meditazione cristiana è finita, possiamo tornare a fare i cazzoni e andare sul quotidiano La Stampa, che parte con la frase della von der Leyen: l'Unione Europea dice guerra
costi insostenibili. Attenzione, titolo della prima pagina differente da quello che c'è all'interno. L'Unione Europea, guerra costi insostenibili, apre così la Stampa, dai fertilizzanti per l'agricoltura al carburante per gli aerei, al materiale per le strade, il prezzo del conflitto in Iran. La von der Leyen, Hormuz, paghiamo $500 miliardi al giorno, Trump studia un nuovo blitz e sente Putin, ricordiamolo, questa notte si sono sparati, poi naturalmente ho sparato il 25 aprile, Eitan Bondi, l'ebreo, Minetti, i buchi dell'adozione, tutte le accuse dall'Uruguay, Garlasco, la svolta dei PM, Sempio ucciso Chiara da solo, ma io vado subito a pagina 2 della Stampa che sul fronte energia dice l'allarme dell'Unione Europea, la guerra in Iran ci costa 50 milioni al giorno. Von der Leyen, dall'inizio del conflitto spesi 27 miliardi in più per petrolio e gas, via libera al nuovo quadro temporaneo sul sostegno pubblico per le bollette. Il problema è che continuano a spendere soldi per la guerra, per le armi e questa cosa passa assolutamente in secondo piano, sotto traccia, cioè non se ne parla proprio, ed è quello che la Lega chiede. Spostiamo qualcosina per aiutare la gente? Niente, porta in faccia. Adolfo Urso, l'intervista con il ministro delle imprese. Non bastano solo gli aiuti di Stato, ora un piano fuori dai vincoli europei. Il ministro delle imprese, se la situazione prosegue, conseguenze su inflazione e PIL del paese. Siamo sul quotidiano La Stampa, ragazzi miei, e ricordatelo, e a un certo punto arriva la frasetta. La Lega insiste per la sospensione anche unilaterale del patto di stabilità. Urso risponde: la sospensione del patto va concordata in sede europea, quel che conta è raggiungere l'obiettivo, non importa se il gatto è bianco o nero, vedete come ci va giù pesante Urso, purché acchiappi i topi, e aggiunge in tempo utile. Queste sono frasi importanti, quindi le ripetiamo: non importa se il gatto è bianco o nero, purché acchiappi i topi. Ok. Domani termina lo sconto sulle accise. Il prezzo del gasolio nelle ultime 2 settimane è sceso un poco, ma resta sempre sopra i €2. Avanti così ci sarà un impatto sull'inflazione, chiede La Stampa al ministro delle imprese. Avremo stamane i dati sull'inflazione di aprile, valuteremo. A marzo, nel primo mese di guerra, l'inflazione è cresciuta in Italia dello 0,5, salendo all'1,6 a fronte di una media europea del 2,8 e bla 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 bla. Oggi il Consiglio dei Ministri rinnoverà gli sconti. Come preannunciato dal Presidente del Consiglio, la priorità è ridurre l'impatto inflattivo, che si realizza anche con l'aumento del gasolio, con misure mirate di maggiore efficacia, come evidenziamo sin dall'inizio, ben sapendo che navighiamo nell'incertezza. Il paradigma di questa epoca è il conflitto, che determina instabilità. Si naviga vista in un mare a tempesta, dobbiamo tenere la rotta. Insomma, il silenzio d'oro, l'avete capito? L'intervista a Urso è più o meno così. Aspettiamo le decisioni nel Consiglio dei Ministri di quest'oggi, anche se sull'argomento ci ritorniamo alle 11, perché a proposito di patto di stabilità e del documento di finanza pubblica, alle 11 parleremo in diretta con la deputata della Lega Rebecca Frassini. Giro la pagina, siamo ancora sul quotidiano La Stampa che ci va giù pesante. Petrolio a $120, il conto esplode, fertilizzanti e ortaggi, rincari record. Il greggio tocca i massimi da 10 anni e trascina a rialzo i prezzi per i consumatori, bitume più 40%, quindi se non vi fanno più la strada nuova, sapete a chi dare la colpa, ok? Paginone quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che si sforza anche di spiegarci, e chissà mai che uno ci riesca, OPEC. Che cosa cambia? Siamo a pagina 4 del quotidiano La Stampa. Il nuovo volto del cartello che domina il mercato da 50 anni spariglia la geopolitica dell'energia. Il blocco di Hormuz avrà effetti a lungo termine, ma quando riaprirà Hormuz, Mosca sarà penalizzata, Pechino no.
e ci sono 2 articoli, uno di Giordano Stabile, Emiratini come alleati chiave, la mossa del cavallo USA e l'incognita Arabia Saudita, Washington vuole rilanciare i petrodollari e respingere l'offensiva cinese, l'altro di Sara Tirrito che intervista l'economista Davide Tabarelli che dice è possibile un calo di $20 al barile. Abu Dhabi senza vincoli, il prezzo del petrolio crollerà, l'Italia può guadagnarci. Quando Hormuz riaprirà, i prezzi del petrolio crolleranno. Per Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC è una sorpresa. I suoi effetti, spiega, non saranno immediati, li vedremo soltanto quando il transito nello stretto verrà ripristinato, ma avremo questa bella notizia. L'Europa sarà tra i principali beneficiari dell'uscita degli Emirati dal cartello dell'OPEC. La Russia ne sarà penalizzata, ragazzi. Un buon motivo oggi per uscire di casa, andare a fare il pieno, ve lo consiglio, ma sperare nel futuro, perché alla fine questa trasmissione è una speranza, è un sorriso verso il futuro, a differenza di tutto il resto delle radio che nella rassegna stampa ci mettono solo sfiga, sfiga e sfiga. Giro la pagina, certo, sulla Stampa confessa l'aggressore del 25 aprile, sono della brigata ebraica, il mondo violento di Eitan, a casa aveva pistole e coltelli, la mamma non aveva mai aperto un cassetto, apriamo ogni tanto i cassetti della scrivania dei nostri figli, dei nostri nipoti. È l'allarme fanatici nella comunità ebrea, anche se loro dicono è stato un gesto isolato, quindi sono tutti buoni e bravi gli ebrei, non scherzare Sammy Varin. Giro la pagina, c'è l'altro canto, a pagina 11 della Stampa, strappa i manifesti di Ramelli, preso a botte, bufera su Decorato che dice se l'è cercata. La Minetti, l'adozione dei misteri, e di spalla abbiamo il taccuino di Marcello Sorgi che si intitola Se la Premier se la prende col Quirinale. Anche qui di chi è la colpa? Di tutti, tranne che del Presidente della Repubblica, ti pare? Chi lo sa? Giro di nuovo la pagina e la verità non la pensa proprio così. Il potere della grazia è nostro, scrive oggi La Verità in prima pagina, parola dell'uomo di Mattarella. Il caso Minetti inguaia la Procura di Milano che rifà le indagini. Enrico Gallucci, responsabile dell'ufficio Clemenze del Colle, c'è anche l'ufficio Clemenze, non lo sapevamo, la sentenza della consulta del 2006 ha spostato il baricentro decisionale al Quirinale, imponendo al Capo dello Stato l'esame e la valutazione di ogni pratica, dice l'uomo di Mattarella. Il documento dell'Uruguay sull'affidamento, bimbo abbandonato dalla nascita. Attenzione, oggi La Verità mette in pagina anche le intercettazioni degli amici di Askatasuna. Migranti Baluba, il 25 aprile, una rottura di cazzo infinita. Se volete sentire un po' di parolacce, ma ce n'è anche di peggio, oggi c'è Francesco Borgonovo che parla dei nostri amici di Askatasuna, pagina 9 del quotidiano La Verità. A sparare sull'Ampi è stato un ragazzo ebreo, vedi che La Verità lo mette chiaramente. Eitan Bondi, 21enne, studente di architettura, confessa di avere colpito la coppia di partigiani il giorno della liberazione. La brigata ebraica prende le distanze e Gad Lerner parla di degenerazioni squadristiche. Ok? Sempre sulla Verità, il colonnello Giuli invia gli ispettori alla Biennale. Il Ministero della Cultura a caccia di informazioni sul padiglione russo. E ancora, Matteo Carnielletto ci scrive: Giunta Salis schierata con chi vuole boicottare l'adunata degli alpini, che, lo sapete, è in arrivo in quel di Genova. All'interno del quotidiano La Verità, a Meloni, e questo è un consiglio di Paolo Del Debbio, a Meloni serve un repulisti interno e il pugno duro su tasse e sicurezza.
Paolo Del Debbio la pensa come noi della Lega. Oh, che strano, ma da quando? Del Debbio, come ti sei svegliato stamattina? Finalmente rinsavito? Il premier è solido, ma circondato da figure non alla sua altezza. Per vincere ancora deve disfarsene. Ragazzi, Del Debbio come Varin. Da quanto tempo parliamo di, tutti in coro, caratura di certi personaggi entrati al governo proprio perché i voti per Fratelli d'Italia, grazie anche a voi che l'avete votata, sono stati tantissimi, ma i personaggi da inserire al governo, qualche amico dell'amico, ma non hanno esperienza. La caratura politica, dal punto di vista umano, tanto di cappello, ma politica, capisnagot, capite se vi dico così? No, meglio. Inoltre va ridotte le imposte, rese meno pericolose le città, mosse costose che richiedono lo sforamento dei vincoli UE. Signori, oggi Paolo Del Debbio lo amiamo, lo perdoniamo per tutti gli imbecilli che ha invitato nei secoli dei secoli, amen, nella sua trasmissione, e gli dedichiamo chiaramente, poi la ritrasmettiamo magari in chiusura di rassegna, la preghiera allo Spirito Santo di Santa Caterina da Siena, ci vuole. Stiamo ridendo un po', dai, in questa valle di lacrime. Da domani la benzina torna a salire, lo scrive senza giri di parole, a differenza di altri quotidiani fumosi, la verità te la mette lì, la verità. Con il petrolio verso i $120 al barile e la scadenza dello sconto sulle accise, la verde sfiorerà i €2. Cioè adesso è 1,7. Oh, porca puzza, forse è il caso di fare benzina, anche tu alla tua Vespa è il caso. La proroga allo studio del governo infatti impatterà di più sul gasolio, quindi il gasolio che ha già superato i €2 da tempo, c'è ancora qualche benzinaio, anche qui in zona Bellerio ragazzi, che è sotto i €2 il gasolio, vi giuro. Però sono mosche bianche proprio, è dura minga e non so cosa ti mettono dentro, c'è ancora gasolio, benzina, bene, anzi malissimo, però il governo sta facendo quello che può e ripeto, quello che ha chiesto la Lega di spostare dei soldi o di scostare al bilancio, non so se verrà accettato, lo sapremo perché oggi c'è un importante Consiglio dei Ministri nel primo pomeriggio. Libero, Pallini e pallisti, questo è il titolo del quotidiano Libero. Chi specula sulla violenza di Roma? Preso l'uomo che ha sparato a 2 membri dell'ANPI. È un 21enne della comunità ebraica e la sinistra attacca tutti gli ebrei. Le loro parole d'ordine sono guerra e prevaricazione. Così oggi Libero. Con i gommini e tentato omicidio? Con il martello no. Mario Secchi ci parla di questa cosa interessante. Non ditemi che non avete mai sparato con una pistola d'aria compressa, non ditemelo che non ci credo. Ma avete mai preso a martellate qualcuno? Non aggiungo altro. Mario Secchi oggi in prima pagina sul quotidiano Libero. Mentre Carlo conquista l'America e salva l'Europa, la telefonata Trump-Putin e presto una tregua in Ucraina, vuoi dire che è stato davvero Carlo che è andato a trovare Trump? Siamo sempre qua. Giro la pagina, siamo sul quotidiano Libero. Spari a Roma, fermato 21enne della comunità ebraica che subito condanna il gesto. E la sinistra criminalizza Israele, governo Meloni. 2 paginoni a pagina 2 e 3 del quotidiano Libero. Finita la caccia ai fascisti immaginari, cartonate a sinistra sugli spari del 25 aprile. Ma a Londra accoltellati 2 ebrei. Come vedete, ve li liquido così questi argomenti, non vi ho fatto nessun menamento di torrone in questi giorni sul 25 aprile. Penso di essere stato l'unico giornalista che nella rassegna stampa non se ne è occupato, o quasi. Pagina 10 di Libero. Primo sì a Roma Capitale, il PD abbandona Gualtieri, il sindaco. Fuoco amico sul sindaco di sinistra. La Camera approva la riforma costituzionale. 5 Stelle e AVS votano no. Il partito di Schlein si astiene. Meloni, stupita, si interrompe un processo costituente.
prendo fiato e vi leggo questo articolo almeno finché ce la farò, perché non lo so, per noi te lo cazzo, mi sono dato un altro schiaffo. E non mi inquadrare che sono tutto rosso, me lo sono dato davvero, È uno schiaffo per noi. Cioè, dare più poteri a Roma Capitale fin dal federalismo, ragazzi. L'abbiamo messo in Costituzione, non noi. Gli abbiamo dato più poteri, non gli bastavano, ancora di più, ancora di più, sempre più, sempre più. Abbiamo provato a ficcarci dentro anche qualche cosa qui al nord, perché più poteri per Roma Capitale vuol dire magari dare più autonomia alle importanti città del nord. Il PD ha detto sì grazie, ma mi astengo. Come volevasi dimostrare, scrive Francesco Storace oggi su Libero, una sinistra inconcludente riesce a dividersi in Parlamento tra astensioni e voto contrario sulla riforma costituzionale per Roma Capitale dotata di poteri legislativi simili a quelli delle regioni. Non appena la politica sembra muoversi unitariamente, nonostante diverse riunioni tra maggioranza e opposizioni, arriva l'ordine di rompere. Guai a offrire al centrodestra la riforma per la capitale governata da Gualtieri, che a più riprese si è espresso favorevolmente sul disegno riformatore. La norma costituzionale di cui si discute da tanto tempo ha passato comunque il primo vaglio dell'aula parlamentare, ma con un esito del voto davvero inspiegabile, se non con le consuete manfrine di partito. L'opposizione è andata infatti in ordine sparso: 5 Stelle e AVS contrari, PD e Italia Viva astenuti, Azione favorevole. Subito dopo il voto è arrivata l'incredulità della Premier Meloni. Con amarezza e stupore dobbiamo registrare la decisione del PD di astenersi. È una scelta che colpisce molto perché, come noto, il testo del DDL costituzionale ha raccolto nel corso dell'esame parlamentare le proposte presentate dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi però il Partito Democratico decide di non rispettare gli impegni presi e di interrompere un processo costituente pienamente condiviso e che aveva visto finora il pieno coinvolgimento del Campidoglio, della Regione Lazio e che aveva trovato maturazione in Parlamento. Poi lo stop alle riforme bipartisan. È impossibile accogliere l'invito del PD a fare riforme condivise se poi lo stesso PD a non votare una riforma condivisa che rafforza il ruolo istituzionale della capitale, a prescindere da chi la governa oggi o la governerà domani. Oggi si interrompe un processo costituente e i responsabili di questa scelta hanno nomi e cognomi. La scelta della sinistra sembra davvero un dispetto al sindaco Gualtieri. Ora i poteri li dovrà chiedere al suo schieramento, darà atto alla maggioranza di governo di avere mantenuto l'impegno preso? Esilarante la motivazione addotta per la retromarcia delle varie forze di centrosinistra. Il tema delle risorse, come se dovesse essere risolto nel primo dei 4 passaggi parlamentari previsti dalla Costituzione. Chiaro che il tentativo di bloccare la riforma è tutto politico e non economico. Temono l'imprimatur della Meloni sul testo, che ha visto anche il protagonismo di Gualtieri, vittima del fuoco amico. E tutto questo è davvero strano, fa pensare a una frangia del PD romano ostile al suo sindaco, che pure col governo ha trattato con soddisfazione. Del resto, se oggi Roma è un comune speciale, ma con poteri limitati rispetto a una regione, domani avrà la possibilità di affermare un principio storico: Roma decide su Roma. Mi sono dato un altro schiaffo. La riforma punta a dare alla capitale competenze legislative proprie, non solo amministrative, più autonomia su materie chiave, un assetto simile in parte a quello delle regioni a statuto ordinario. In sostanza, la città eterna potrebbe decidere di più senza passare sempre dallo Stato o dalla Regione Lazio, ad esempio su trasporti e infrastrutture, ovvero uno dei nodi principali. Con la riforma godrebbe di maggiori possibilità di controllare su metro, bus e mobilità urbana, con in più la possibilità di pianificare opere strategiche con meno vincoli e assenza di rimpalli tra comune, regione e governo. E questo è uno dei motivi per cui Roberto Gualtieri ha spinto molto nella discussione col governo sulla riforma. Oggi i ritardi spesso dipendono proprio dalla frammentazione dei poteri, che vorremmo anche noi qui al nord. Altro tema rilevante è quello legato all'urbanistica. Basta, qua mi fermo e se parla solo di Roma. Neanche una parola sulla Lega, che con Calderoli cercava la quadra su questo fronte per dare più potere anche ad alcune regioni del nord. Ci stiamo lavorando.
ma chiaramente ringraziamo tutti voi che la Lega non l'avete votata, che vi state facendo le leghe per cominciare da zero e che vi arrabbiate perché la Lega non riesce a portare a casa quello che da sempre vorremmo, su cui stiamo ancora combattendo, ed è il motivo per cui io sono qui, tessera RIA del 1987 della Lega, a fare rassegna stampa ogni mattina per portare a casa l'autonomia delle regioni del nord e di tutti coloro che ci stanno, a fare un'Italia libera all'interno delle differenze, ma autonoma. Ok? Perché l'OPEC è ormai finita e come cambiano i rapporti di forza nello scacchiere del Medio Oriente. E a proposito di ciò che sta cambiando, a pagina 12 di Libero c'è un interessante articolo di Giulio Sappelli, che ben conosciamo e che vi invito a leggere, per cercare di capire cosa potrebbe cambiare con gli Emirati che sono usciti dall'OPEC. Qualcuno dice, avete sentito, che potrebbero esserci buone novità, ma si deve riaprire sto cacchio di stretto. Dallo stile di vita ai disegni, le discutibili perizie contro i genitori del Bosco. Signori, siamo su Libero a pagina 19. I figli tolti a madre e padre da oltre 5 mesi. Lo psichiatra del tribunale rimarca la rigidità educativa di Catherine e la dipendenza da lei di Nathan, la famosa famiglia matriarcale. E nell'analisi degli schizzi di adulti e bambini, un naso appuntito o le mani larghe sono elementi a discredito. Claudia Osmetti. Paginone su Libero quest'oggi. Sarebbero questi motivi validi per distruggere una famiglia? Si chiede Annalisa Terranova in taglio basso. Viene evidenziato che la madre risulta persona rigida, con tendenza alla perseverazione, allo schematismo, al bisogno di controllo, ancorata alle sue idee. Oh, ragazzi, di quante mamme stiamo parlando? Tratti per la verità comuni a molti, scrive oggi Libero. Il naso appuntito, scusa, siamo sulla verità, dove mi sono perso stamattina, siamo sul Libero, perdonami, siamo sul Libero. Il naso appuntito disegnato da Kate rimanda all'aggressività. E se la bambina più grande disegna il suo amato cavallo che non vede da tempo, è segno di immaturità evolutiva. Ragazzi, mi viene da vomitare, scusate, devo interrompere la trasmissione. L'ultima segnalazione dal Libero, pagina 21, riguarda, lo sapete, il lupo per me è l'animale più bello del mondo, adesso ce ne sono troppi, però avvelenarli è da bastardi. Continua la strage dei lupi, ne sono già stati avvelenati 21. Sale il numero di esemplari trovati morti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, si pensa a un'azione coordinata. E poi più in basso, gli squali d'Italia, squali non politici, squali d'Italia mai così numerosi, però tranquilli, non c'è pericolo, si moltiplicano presenze e avvistamenti nei nostri mari. Oh, c'è uno squalo, ma cosa vuoi che sia? In Salento un pescecane ha urtato una barca, a Terracina un altro a pochi metri dalla spiaggia, nel Golfo di Napoli una colonia di esemplari lunghi 5 metri, non sono aggressivi, ma che paura! Avete paura? No! E allora tranquilli, grazie a Simone Regia, grazie a voi, se condividerete questa rassegna stampa ne vale la pena, inviandola a parenti e amici tramite WhatsApp, ma noi ci risentiamo alle 11.